vabbè, anche qua non dava. Come preferisci. Come vuoi veramente. Tanto non credo che tu ti alzerai in piedi a urlare. No. Mettete da parte i pronostici, perché essere favoriti in un derby non conta, mettete da parte i numeri, le statistiche e ciò che sapete della regular season, perché i playoff sono un'altra storia. Mettete tutto da parte dunque e godetevi semplicemente lo spettacolo. Appassionati di futsal, buonasera ad Antonio Iozzo e benvenuti a Fiano Romano. Questo è il Palapertini, questo è il derby della capitale, gara 3 dei quarti di finale dei playoff scudetto. Il momento della verità è arrivato, Roma e Lazio si affrontano nella bella, chi vince oggi sfiderà il Bitonto in semifinale. Si salutano le giocatrici in mezzo al campo, noi andiamo a dare un'occhiata alle scelte dei due allenatori e ai quintetti di partenza. Intanto vi anticipo che è tutto uguale rispetto a 2 giorni fa, stessi quintetti, stesse assenze e quindi stessa situazione di partenza. Women Roma con Sestari tra i pali, in mezzo al campo Tampa, Narcisi, Vanelli e Neroni. A disposizione di Seli Gagliardo anche Ceccobelli, Bertè, Praticò, Lucentini, Acquafredda, Masini e Farinelli. Fuori ovviamente Cortés, stagione finita da un pezzo per lei. Risponde la Lazio con Montero tra i pali, in mezzo al campo Pantano, Conticelli, D'Alessandri e Brenda Moreira. A disposizione di Daniele Chilelli anche Coratella, Ruffini, Moro, Riccio, Caiello, Morello e Partene. Doppia assenza pesantissima, fuori Barca e Siclari. A dirigere l'incontro saranno Luca Di Battista di Avezzano, Luca Paverani di Roma 2 e Ivo Colangeli di Aprilia. Al cronometro Andrea Crescenzio di Aprilia. In palio la semifinale dopo il successo in gara 1 della Lazio al Palatorrino, 6-2 netto, anche sorprendente per certi versi. Poi l'altro ieri qui a Fiano Romano, qui al Palapertini, la riscossa della Roma che si è imposta 2-1 in rimonta con i gol di Bertè e Ceccobelli che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio di Brenda Moreira. 4 gol in 2 partite per Brenda Moreira, grande protagonista di questi derby che stanno decidendo il tabellone in vista della semifinale. Come detto, c'è il Bitonto che attende, Bitonto che ha eliminato l'Altamura vincendo entrambe le gare giocate, la prima fuori casa ai rigori, poi successo più netto in gara 2. Si vanno a disporre in mezzo al campo i quintetti che vi abbiamo già annunciato e che ripetiamo: Roma con Sestari tra i pali, in mezzo al campo Tampa, Narcisi, Vanelli e Neroni, dall'altra parte Monteiro a difendere la porta con Pantano, Conticelli, D'Alessandri e Brenda.
ad agire in mezzo al campo. Sarà la Lazio a dare il via a questo match. Lazio che attaccherà da sinistra verso destra dei vostri schermi. Sul punto di battuta nel cerchio di centrocampo ci sono già Pantano e D'Alessandri. Fischietto in bocca, si comincia. Primo possesso biancoceleste con Monteiro subito coinvolta, lancio immediato, pallone sul fondo. Una giocata che vedremo spesso, come già capitato 2 giorni fa, con Monteiro a gestire tanti palloni, a lanciare, a cercare la porta, a cercare quella deviazione ravvicinata che può mettere in difficoltà la Roma. Narcisi, Tampa, primo possesso giallo-rosso del match con Neroni che va in avanti da Vanelli. Ancora Neroni, poi Tampa. L'errore della Roma, D'Alessandri un po' isolata, cerca spazio, D'Alessandri incrocia. Pallone facile per Sestari che blocca senza problemi. Prima iniziativa della Lazio con il recupero e poi il tentativo di D'Alessandri. Conclusione facile come detto per Sestari, e allora può giocare la Roma con Tampa che va da Neroni, di nuovo Tampa, poi Narcisi, Tampa con calma, Vanelli, Tampa, Vanelli, Neroni, Narcisi. Il 4-0 di Seli Gagliardo in azione senza dare punti di riferimento. Adesso verticalizzazione a cercare Vanelli, uscita comoda di Monteiro che ha già servito Conticelli. Pantano, lancio lungo per Brenda Moreira, stop con il petto, difesa del pallone, chiusura di Narcisi in fallo laterale. Se ne sono andati i primi 90 secondi. 0-0 qui a Fiano Romano, rimessa per la Lazio con Pantano capitano dopo l'infortunio di Barca. Conticelli in mezzo, Tampa chiude, Brenda calcia, Tampa a fare muro, a mettere in fallo laterale. Chance per la Lazio che ovviamente deve cercare di sfruttare queste palle inattive per ridurre il divario tecnico con la Roma. Monteiro facile per Sestari che poi rilancia velocemente, ringrazia Neroni, ha colpito male però la numero 1 della nazionale italiana, e allora rimessa Lazio con Pantano che va sul pallone, Monteiro che si avvicina e che poi lascia la battuta direttamente all'estremo difensore che colpisce male, e allora possesso Roma con una rimessa laterale che verrà battuta da Narcisi. Pronta la numero 6 che va da Tampa. Massima tranquillità per la brasiliana, la Lazio attende nella sua metà campo, allora la Roma può gestire senza affanno il primo pallone. Poi l'apertura di Tampa che non trova Narcisi, c'è l'errore della squadra di casa, c'è il possesso per la Lazio con Pantano e la solita Monteiro che si predispone alla ricezione. Questa volta Neroni a dare fastidio, allora si va in avanti, Pantano tra le braccia di Sestari e poi Tampa, campionessa del mondo con il suo Brasile, trionfo nelle Filippine nel primo storico mondiale. Tampa prova la 5 che poi va a destra da Narcisi, contenuta ancora Narcisi, costretta a ricominciare da Tampa, perde metri la Roma che però mantiene il possesso. Terzo minuto del primo tempo, pallone sulla sinistra per Neroni, una delle ex di questa sfida. Neroni a segno in gara 1 per il momentaneo 2-2 con cui si è chiuso il primo tempo. A terra Narcisi, fallo di D'Alessandri, chiede scusa la 24, c'è il calcio di punizione, primo fallo del match. Narcisi batte, Neroni riceve, Vanelli sulla destra, Neroni, Tampa porta palla, supera il centrocampo, prova ad accendersi, cerca la porta da lontanissimo, nessun problema per Monteiro che blocca e rilancia. Conticelli, bruciata da Narcisi. Poi la Lazio recupera in maniera regolare ma rischia con D'Alessandri, bruciata da Neroni che va da Tampa. Tampa! Monteiro a dire di no sul tentativo della brasiliana, la prima vera occasione del match costruita dalla Roma sull'errore della Lazio. Tampa
fermata da Monteiro, si resta sullo 0-0, insiste la Roma con Tampa a far girare la squadra, a dettare i tempi come accade sempre. Lancio lungo per Vanelli, esce Monteiro che usa la testa al limite della sua area di rigore, non vuole rischiare il tocco con le mani e allora calcio d'angolo Roma che prova ad alzare i giri del motore. Vanelli sul punto di battuta, va da Narcisi in mezzo, diagonale insidiosissimo, palla fuori di poco, brivido per la Lazio, si infuria Daniele Chilelli. Seconda chance ravvicinata per le ragazze di Seli Gaiardo, 3:28 sul cronometro, sempre 0-0. La Roma però ha creato due chance importanti negli ultimi secondi. Testa di Tampa intanto rimessa laterale per la Lazio. Conticelli verso Monteiro, lancio lungo, colpo di testa e poi presa di Sestari che va a evitare il calcio d'angolo, permettendo alla Roma di ripartire. Vanelli, Neroni, Tampa con calma, ragiona, riflette, va da Vanelli. Tampa di nuovo sulla sinistra, può puntare, cambia idea. Narcisi, Neroni aggredita da Pantano in questo duello tra numeri 2, perso dalla giallorossa, possesso biancoceleste. Pantano per Moreiro, lancio immediato a cercare Brenda, a trovare la testa di Vanelli. Neroni la tiene in campo, poi la controlla male e allora rimessa laterale per la Lazio. Quinto del primo tempo, parità 0-0, risultato che manderebbe la sfida ai supplementari e poi eventualmente ai rigori. Ovviamente manca una vita. Era solo per ricordarvi il regolamento di questi playoff scudetto. In ogni partita deve essere dichiarata una squadra vincitrice. Se non bastano i 40 minuti regolamentari si procede con i supplementari e poi eventualmente con i tiri di rigore. Torniamo in cronaca per seguire lo sviluppo del gioco con le proteste di Vanelli, il possesso concesso alla formazione di Chilelli. Pantano, Conticelli, Pantano, pallone sul fondo, Sestari allora con le mani a rimetterlo in gioco, lo consegna a Tampa che avanza, Tampa lascia Bertè, a segno l'altro ieri per il gol dell'1-1 a fine primo tempo, poi a inizio ripresa il gol decisivo di Capitan Ceccobelli. Tampa salta Conticelli, va da Bertè, spalla alla porta, duello con Brenda che chiude ma concede il fallo laterale. Continua a riempirsi intanto il Pala Pertini per questo derby della capitale. È giornata di derby tra Roma e Lazio a mezzogiorno nel calcio a 11. Il successo della Roma sulla Lazio 2-0 con doppietta di Mancini. Brenda trattenuta in maniera irregolare da Bertè e arriva anche il primo fallo commesso dalla Roma. Parità assoluta dunque nel punteggio, 0-0 nei falli, 1-1, equilibrio al Pala Pertini in questa sfida che decide i quarti di finale, consegnando la semifinalista che andrà a sfidare il Bitonto. Spettatore interessato del match, chiusura di Conticelli, pallone in fallo laterale, 14:32 da giocare prima dell'intervallo. Ceccobelli sul punto di battuta, pronto il capitano della Roma, come detto decisivo venerdì con il gol del 2-1, del definitivo 2-1. Tampa porta a spasso il pallone, malinteso con Bertè e allora c'è la rimessa per la Lazio. Monteiro prende il pallone, andrà direttamente la numero 1 a cercare la profondità, a trovare la testa di Ceccobelli. Altra rimessa laterale per la Lazio che guadagna metri.
Pantano in mezzo, Ceccobelli respinge, si lamenta il capitano della Lazio che voleva un tocco con il braccio dell'altro capitano. Secondo il direttore di gara nulla di scorretto, e allora semplice rimessa laterale per la squadra di Daniele Chilelli. Altra rimessa, altra palla inattiva, altra chance da fermo con Pantano, questa volta all'indietro, conclusione respinta il tentativo della numero 14, vale a dire Moro. Ancora Lazio in avanti, ancora con una rimessa laterale. Conticelli lascia a Pantano, Moro ci riprova, colpisce male. Ancora la Lazio che però riparte da dietro. Monteiro con il lancio calibrato male, pallone in tribuna tra i tifosi della Roma, che adesso può tornare a gestire la sfera. Lo fa con Tampa, poi Bertè, a destra Ceccobelli, di nuovo la numero 8 che va a cercare la profondità, non controlla Praticò, rimessa dal fondo con le mani per Monteiro. La portoghese va a lungo, testa di Tampa, rimessa Lazio. Pantano prende il pallone, la numero 2, poi lascia Moro che colpisce Tampa, ma arriva anche il fischio del direttore di gara. Trascorsi i 4 secondi, allora controfallo con il possesso che diventa giallo-rosso e con Ceccobelli che dà il via alla manovra, allargando sulla destra per Bertè che ricomincia dal suo capitano. Ceccobelli, Tampa, attende la Lazio, Tampa cambia passo, si allunga il pallone, rischia. Possesso comunque della Roma con Tampa pronta a battere la rimessa laterale. All'indietro Bertè, pressata, perde un brutto pallone, Brenda Moreira, rimontata da Tampa. Qui decisiva la numero 5, si lamenta Brenda non per un fallo ma con le compagne, perché voleva che qualcuno le chiamasse la pressione di Tampa. Adesso Pantano segnalato un fallo contro la Roma, giallo per Bertè. Bertè porta il pallone, Vanelli, di nuovo la numero 8 che allarga verso Ceccobelli, di nuovo Bertè, aggredita a terra, fallo di Conticelli e allora nuova parità, 2-2 nei falli. (12:49) all'intervallo, punteggio inchiodato sullo 0-0, partita equilibrata, tattica, tesa, nervosa, intensa, come deve essere un derby. Intanto la profondità a cercare Vanelli, la legge bene Monteiro che chiude in fallo laterale. Bertè verso Vanelli, diagonale che attraversa l'area di rigore, si spegne sul fondo, pronta Monteiro con le mani, solita giocata questa volta per Ruffini che controlla male, riparte Vanelli a terra, non c'è nulla per il direttore di gara che anzi va a richiamare Vanelli. Possesso Lazio,
Pantano all'indietro, Vanelli corre verso Monteiro che lancia lungo, pallone giocato alla grande da Ruffini, si lamenta Ceccobelli che qui ha lasciato passare, pensava non ci fosse nessuno alle sue spalle, è arrivata Ruffini, gioco di sponda, poi rimessa Lazio, altra deviazione, altra rimessa. Pantano in avanti, male, facile per Sestari che lascia a Bertè. Ceccobelli, cambio di lato, Vanelli, Bertè, Vanelli in avanti nel vuoto e allora rimessa dal fondo. Fase con poche emozioni, merito anche delle due difese che non fanno ragionare. Vanelli, Narcisi, ricomincia da Bertè, Tampa di prima, poi Narcisi, rimpallo che favorisce Brenda che spazza via senza rischiare. Giocati 8 minuti e 21 secondi, non si sblocca il punteggio qui a Fiano Romano in questa gara 3 dei quarti di finale playoff. Già qualificate in semifinale CMB e Bitonto, si sta giocando invece la bella anche per quanto riguarda Falconara e Tikitaka. Oggi si completerà il quadro delle semifinali. Tampa con la suola, Narcisi con il tocco all'indietro, Vanelli con l'impostazione, con il rischio sul tocco di Brenda, il pallone però arriva comodamente tra le braccia di Sestari che ha già servito Vanelli, a sua volta servita Narcisi che torna dalla 12, poi Tampa, si difende bene la Lazio, Tampa, Narcisi, tocca male e allora la Lazio guadagna metri mentre ci avviciniamo alla metà del primo tempo. 10:52 da giocare, equilibrio al Pala Pertini, casa della Roma ma in passato casa anche della Lazio. Ruffini forte in mezzo a sbattere su Vanelli, dicevamo Pala Pertini ex casa della Lazio che poi si è trasferita al Pala Torino. Pantano pronto a toccare, anzi lascia per Ruffini che va in mezzo, altra deviazione, la rimessa però sarà della Roma perché sono trascorsi i 4 secondi, richiamo per Ruffini che ha allontanato il pallone rischiando anche il cartellino giallo. Per ora il direttore di gara sceglie la via del dialogo ma dice questa è l'ultima volta, basta così. Vanelli, Narcisi, Neroni, Tampa, Vanelli, Tampa, deve avere calma la Roma, la Lazio è disposta benissimo in campo, grande lavoro di Daniele Chilelli, al di là delle assenze, dei problemi, la mano del tecnico biancoceleste. Tampa, Vanelli, Narcisi, Vanelli, Tampa, Vanelli, Tampa, tocco di ritorno, a terra Vanelli, c'è il fallo di Brenda, protesta Chilelli, arriva il terzo fallo della Lazio. A quota 2 la Roma che adesso batterà questo calcio di punizione praticamente a metà del primo tempo. 10 minuti 3 secondi da giocare prima dell'intervallo.
Tampa invita Neroni a salire, Tampa forte, pallone respinto, poi D'Alessandri cerca la ripartenza mentre il direttore di gara va a richiamare Vanelli e Brenda. Qualche scintilla, nulla di grave, gioco che può riprendere con D'Alessandri sul punto di battuta per questa rimessa laterale, battuta lunga ma senza trovare il riferimento offensivo, vale a dire Brenda Moreira, grande protagonista di gara 1 con una tripletta eccezionale, a segno anche in gara 2 con un gol però che non è servito alla Lazio, poi rimontata e sconfitta dalla Roma, ed è così che siamo arrivati a gara 3, mentre siamo entrati nella seconda metà del primo tempo. Vanelli, Neroni, Narcisi, Roma che in questi quarti di finale non ha mai sbloccato il match, è sempre stata la Lazio ad andare sull'1-0, adesso però Narcisi prova immediatamente a smentirci con una grande chance e il pallone che va a finire sul palo. Roma a un passo dal gol. Nel futsal mai parlare, perché avevamo detto Roma mai in vantaggio, cioè Roma mai a segnare per prima in questi quarti di finale. Qui stava per sbloccare il match, per portarsi sull'1-0, grande chance per Narcisi che ha colpito anche bene, ha sbattuto sul palo. La più grande chance di questo primo tempo dunque per Narcisi e per la Roma. Recupero intanto della Lazio, poi brutto pallone perso, allora Tampa, superiorità numerica, pallone per Neroni, Neroni in mezzo sul secondo palo, se la cava la Lazio con Bertè che da 2 passi non trova la deviazione vincente, merito di una grande chiusura di Pantano che ha rischiato il tutto per tutto ma ha salvato la sua squadra. Doppia occasione enorme per la Roma che insiste. Poi D'Alessandri in fallo laterale, cresce la squadra di Gagliardo che insiste, Narcisi tra le braccia di Monteiro che poi va da Pantano, pallone in avanti, buono per Sestari, buon momento per la Roma che prova a sfruttare questa fase del match. Neroni, Bertè, Neroni, giocata, Neroni davanti a Monteiro, provvidenziale la numero 1, grande parata sul grande spunto di Federica Neroni che è andata via con un tunnel, poi davanti alla porta ha trovato un muro chiamato Monteiro, ancora Roma, Pantano spazza via. Momento di enorme difficoltà per la Lazio che sta soffrendo tantissimo ma tiene sullo 0-0. La Roma però insiste, Tampa con il destro, con la deviazione di Conticelli, con un nuovo fallo laterale, 8:13 da giocare, 0-0, ma la Roma adesso fa sul serio. Sestari con la suola, con l'avanzata, Sestari, Neroni, gran pallone, Tampa, calcia, para Monteiro, poi salvataggio sulla linea con il braccio secondo il direttore di gara, arriva il rosso diretto per D'Alessandri che dice l'ho presa con la spalla, secondo il direttore di gara però è braccio, rosso diretto e calcio di rigore per la Roma, momento chiave del match. Tampa prende il pallone, Tampa contro Monteiro, questo è il duello, questa la sfida, la 5 della Roma contro la numero 1 della Lazio, fin qui decisiva in almeno un paio di circostanze.
Fischia il direttore di gara. Tampa rincorsa, destro e gol! La sblocca la Roma e avanti la squadra di Gagliardo 1-0 al 12° del primo tempo. Segna la Roma, chiama il time out la Lazio e allora ci prendiamo una piccola pausa. Time out terminato, gioco che sta per riprendere con la Lazio costretta a inseguire. Non ci sarà inferiorità numerica ovviamente, perché il rigore che ha generato il rosso è stato realizzato da Tampa. Allora parità 5 contro 5 con la Lazio, che però perde da Alessandri. Conticelli con il destro la blocca facilmente Sestari, che poi lascia a Tampa. Avanza la 5 che sta decidendo questa gara 3. Glaciale dal dischetto del rigore ha portato avanti la Roma. Bertè, Tampa prepara il destro, lo prova, pallone debole che viene bloccato da Monteiro, lancio immediato, Praticò a chiudere, ad anticipare le avversarie e mettere in fallo laterale a 7:24 dall'intervallo. Pantano all'indietro, Monteiro con il tocco, sempre per il suo capitano, poi Moro, Conticelli, chiusa da Neroni che va a smorzare il tentativo della biancoceleste, favorendo la presa di Sestari che poi ha servito Bertè. Adesso Tampa, Roma che ha sbloccato il match, non era mai riuscita a segnare il primo gol in questi quarti di finale. La Roma c'è riuscita oggi nel match più importante, nella gara che consegnerà a una di queste due squadre la semifinale. Il tutto su calcio di rigore per fallo di mano di D'Alessandri sulla linea, espulsione per la 24 e poi l'esecuzione di Tampa. E adesso Praticò, un'autostrada per lei, alla fine se la cava la Lazio. Qui Praticò poteva fare di più, siamo già dall'altra parte, Pantano in mezzo, Tampa in fallo laterale. Si è accesa la partita, Moro in mezzo, Tampa in fallo laterale nuovamente. Pantano scambia con Moro, Conticelli sul soffitto del Pala Pertini. Doppio cambio Roma, fuori Neroni e Bertè. Sul rettangolo di gioco tornano Narcisi e Ceccobelli che scambiano in questo momento. Poi il pallone per Tampa che va in avanti, Praticò, scarico di nuovo per la brasiliana che attende, riflette e va da Narcisi, aggredita da Moro. Tampa, Ceccobelli, Tampa, profondità, Praticò, controllo difettoso e allora pallone per la Lazio con Monteiro che invita Pantano a salire. Batterà direttamente il portiere della Lazio. Pronto il lancio effettuato, testa di Tampa, pallone che si impenna,
Secondo il direttore di gara ha toccato il soffitto del Palapertini. Non è d'accordo Brenda, qualche dubbio. Tant'è, questa è la decisione del direttore di gara. Prima però da verificare le condizioni di Tampa, che si è accasciata a terra. Nulla di grave per la 5, che si rialza tra gli applausi dei tifosi giallorossi. Possesso biancoceleste. Serve però lo spazzolone per asciugare il rettangolo di gioco. 6 minuti esatti alla sirena che sancirà la fine del primo tempo. È avanti la Roma 1-0 grazie al rigore trasformato da Tampa. Ricordiamo l'espulsione di D'Alessandri a complicare i piani della Lazio, che già deve rinunciare a Barca e Siclari. Conticelli, Monteiro, controllo di suola e poi lancio. Moro a lottare, Conticelli dopo che il pallone ha superato la linea, e allora rimessa per la Roma. Tampa, Ceccobelli, di nuovo Tampa, la vuole Narcisi, servita, accontentata Narcisi, lo spunto sulla destra, fallo e giallo per Moro. Protesta Chilelli, non crediamo per il fallo, ma perché forse il pallone era uscito. Poi lo spunto di Narcisi, fallo e giallo annesso. Si tratta del quarto fallo commesso dalla Lazio. Continua a protestare Chilelli, mentre il direttore fa rispettare la distanza, invitando Irene Pantano ad arretrare. Si può riprendere, Narcisi all'indietro, Tampa alza il pallone, ha colpito male la brasiliana, sarà rimessa dal fondo con le mani per Monteiro a 5:34 dalla fine di questo primo tempo. Monteiro si avvicina, Pantano che riceve e va a lungo. Brenda usa il fisico, Brenda Moreira passa, mette in mezzo sul secondo palo, nessuna compagna ad attaccare la porta. Si lamenta Brenda, che qui aveva fatto un lavorone, se la prende con Conticelli. Possesso Roma. Narcisi nel cerchio di centrocampo, Ceccobelli a sinistra, duello tra capitani con Pantano, vinto dalla 2 biancoceleste. Poi la chiusura di Tampa, l'avanzata di Vanelli. Vanelli prova a inventare, Pantano recupera, poi la butta tra le braccia di Sestari, che va da Tampa. Narcisi, Vanelli, Tampa a sinistra, 1 contro 1 possibile ma rimandato. Vanelli, Ceccobelli, preferisce ragionare la Roma con Tampa. Vanelli, Tampa, Narcisi, Ceccobelli, Vanelli in avanti per Narcisi, pallone troppo lungo, controllato da Monteiro, la chiama Brenda Moreira, accontentata, servita ma anticipata da Ceccobelli, che concede il male minore, vale a dire il fallo laterale. Si accomoda in panchina Tampa, torna sul rettangolo di gioco Bertè. Possesso per la Lazio con Conticelli che sistema il pallone, poi lascia la battuta a Brenda che sbatte su Narcisi. Si lamenta Brenda che vuole una distanza maggiore. Brenda all'indietro, Monteiro in avanti, Pantano di testa, non riesce a indirizzare verso la porta, rimessa dal fondo Sestari. Bertè, Vanelli, pressione della Lazio, giocata di Neroni, ma è brava
a tornare Moro, che si prende il fallo laterale dopo lo spunto iniziale di Neroni. Attenta Moro, una delle tante giovanissime della Lazio. Conticelli aggredita da Neroni, nuova rimessa laterale, dicevamo di Ilenia Moro, classe 2009. Monteiro sul soffitto del Palapertini, rimessa laterale per la Roma che guadagna metri a 3,43 dall'intervallo. Pronta Narcisi, Bertè vicino alla numero 6, servita la 8 che prova, arriva il fischio del direttore di gara, gioco fermo perché bisogna sistemare la porta difesa da Diana Monteiro. E allora pallone che la Lazio riconsegna alla Roma. Sestari, lungo per Vanelli, Brenda fa buona guardia, a terra Vanelli, e allora il direttore di gara ferma il gioco per verificare le condizioni della numero 12. Pantano ha tanto spazio, avanza, l'errore di Pantano che rischia ma ritrova il pallone. Pantano all'indietro, Monteiro con il lancio ancora sul soffitto del Palapertini. Possesso Roma, 199 secondi prima della sirena del primo tempo. Vanelli, Tampa, Bertè Tampa. La pressione di Conticelli, Tampa tiene il pallone, lo consegna a Neroni, di nuovo Tampa, lancio lungo per Vanelli, Monteiro blocca, Moro, tocco rischioso, allora attenzione, Bertè davanti alla porta, Bertè per Neroni, Monteiro, miracoloso l'intervento della numero 1 che salva la Lazio, poi Tampa in fallo laterale. Che occasione per la Roma a un passo dal 2-0. L'altruismo di Bertè che poteva anche cercare la porta, ha cercato invece l'assist per Neroni, poi al resto ha pensato Monteiro. Strepitosa la numero 1 che adesso riceve ma sbatte nuovamente sul soffitto del Palapertini che sta diventando uno dei protagonisti del match. Rimessa Roma, Bertè, Tampa, 2,40 al termine del primo tempo con un gol a separare le due squadre, quello di Tampa su rigore, praticò Neroni, Bertè, giocata, grande numero, Bertè davanti alla porta, Bertè con il cucchiaio, gol favoloso della numero 8 che porta la Roma sul 2-0. Magia assoluta di Bertè, gol da vedere e rivedere, questo è un capolavoro, la Roma va sul doppio vantaggio. Ha fatto tutto da sola, ha fatto tutto alla grande, 2-0 per la squadra di Celi Gagliardo. Monteiro per Pantano che avanza, supera il centrocampo, Conticelli di prima per Brenda che non controlla benissimo ma tiene il pallone, poi lo perde, pressione di Neroni indemoniata, la numero 2 che viene chiusa, poi arriva Bertè che si prende il fallo laterale.
124 secondi all'intervallo, Roma ovviamente galvanizzata dal doppio vantaggio. Neroni, Tampa contro Conticelli, Tampa allarga sulla destra per Neroni, Bertè a segno anche oggi, Praticò chiusa da Monteiro in fallo laterale, era andata via la numero 10, la lettura efficace del portiere di Chilelli. Tampa, Bertè, Narcisi la vuole, la ottiene, poi scarico di nuovo per Bertè che con l'esterno va in avanti da Praticò, pallone che viene fatto uscire. Tampa allora a impostare, Narcisi tocca per ultima, rimessa dal fondo a 93 secondi dalla fine del primo tempo. Sul +2 Roma, rilancio di Monteiro, testa di Tampa, poi Praticò a lottare contro Ruffini, si trattengono tutte e due, a terra Praticò, si prosegue tutto regolare con la Roma che tiene il possesso mentre ci avviciniamo all'ultimo minuto del primo tempo. Narcisi rischia, chiede aiuto a Sestari che prepara il lancio, lo effettua trovando Ceccobelli che controlla con il braccio. Arriva il fischio del direttore di gara, terzo fallo per la Roma, a quota 4 la Lazio a 67 secondi dalla fine di questa prima frazione. Ruffini chiede la distanza, Ruffini poi lascia l'incarico a Monteiro, testa di Narcisi, pallone in fallo laterale. Va Conticelli con il destro sul secondo palo, Tampa a chiudere e poi ad allontanare, pallone in fallo laterale mentre siamo entrati nell'ultimo minuto di questo primo tempo, 58 secondi alla sirena, rimessa Lazio, doppio vantaggio Roma. Monteiro con i piedi, pallone a cercare Brenda, Tampa con la deviazione rischiosa, pallone in calcio d'angolo. Ruffini batterà lei, la numero 11, la vuole Moro, si va in mezzo, pallone comodo per Sestari che poi con calma va da Tampa, Ceccobelli, Narcisi sulla destra, Tampa per Praticò, ancora Praticò nel traffico in mezzo a tre, viene fermata la numero 10 che poi commette anche fallo su Brenda, chiede scusa Praticò, punizione Lazio, 4-4 la situazione dei falli a 37 secondi dall'intervallo, con Monteiro già pronto a battere. Monteiro, Sestari blocca, Tampa riparte, 30 secondi alla fine, pallone a cercare Vanelli che non controlla, rimessa Lazio. Pronta Moro, si è già allargata Monteiro, Ceccobelli vuole impedire questo passaggio, allora Moro va da Ruffini che tocca malissimo e allora rimessa Roma, prima però il time out chiesto da Seli Gagliardo.
Terminato anche il secondo time out del primo tempo, mancano 25 secondi all'intervallo, vediamo se c'è spazio per qualche altra emozione. La Roma ha il pallone da gestire con questo fallo laterale che verrà battuto da Vanelli. Vanelli per Narcisi, ancora Vanelli, potente la sua conclusione, non trattiene Monteiro che concede il calcio d'angolo. Ancora Roma dunque ad attaccare, sempre Vanelli a battere, Vanelli in mezzo, Monteiro con la presa. Poi Ruffini per Brenda, tocca Tampa e risolve una situazione complicata. Conticelli andrà lei con il suo destro a cercare il secondo palo, pallone che passa, leggera deviazione giallorossa. Allora la Lazio può restare in avanti con un altro fallo laterale da battere a 13 secondi dall'intervallo. A caccia del -1 la squadra di Chilelli. Pallone verso Moro che carica il destro, fischia il direttore di gara punendo un blocco della Lazio, almeno questa la decisione del direttore di gara, che va a segnalare il quinto fallo della Lazio. Poi va anche ad ammonire Daniele Chilelli, per nulla d'accordo con questa decisione, e non solo, ha protestato tanto il tecnico biancoceleste. 11 secondi da giocare, Vanelli guarda il tabellone, passa il tempo, 5 secondi alla fine. Vanelli, Tampa, tocco di ritorno, arriva la sirena con Vanelli che poi deposita in rete il pallone. Ovviamente il gol non è valido, finisce sul 2-0 questo primo tempo. Roma avanti sulla Lazio grazie al rigore trasformato da Tampa e poi al gol favoloso di Bertè. 2-0 dunque all'intervallo. Restate con noi, tra qualche minuto il secondo tempo di questo derby.
Di nuovo in diretta da Fiano Romano, dal Palapertini, dove sta per cominciare il secondo tempo di Roma-Lazio, gara 3 dei quarti di finale dei playoff scudetto. Roma avanti 2-0, Roma che darà il via a questa ripresa. Fischietto in bocca, si ricomincia. Narcisi per Vanelli, poi Neroni, Tampa, Vanelli, Narcisi. Si alza in pressione la Lazio, Tampa, cambio di lato, Neroni, Tampa vuole chiudere il triangolo, esce Monteiro e mette in fallo laterale per arginare la velocità di Neroni. Vicina anche al gol, grande partita della numero 2, ex del match. Tampa, Vanelli, Neroni, Narcisi aggredita, ricomincia da dietro per non rischiare. Sestari con i piedi, avanza, guadagna metri, cerca Tampa, pallone complicato, ringrazia comunque la brasiliana, pollice e cenno d'intesa con il suo portiere. E a proposito di portieri, pronta Monteiro a rimettere in gioco il pallone con le mani, lancio lungo, controllo di Conticelli che poi viene aggredita, lotta Conticelli, fermata, ma il possesso è ancora della Lazio che ricomincia da Monteiro. Altro lancio, altra chiusura della Roma con il pallone buono per Vanelli, Vanelli in mezzo sul secondo palo, Conticelli, grande chiusura e poi la presa di Monteiro che cerca Brenda, Narcisi, Neroni non benissimo, rimessa laterale per la Lazio. Conticelli va a prendere il pallone, pronta la numero 4. Pallone per Brenda, tocco di ritorno e poi il tentativo di Conticelli con il pallone che si spegne sul fondo. Sestari con le mani allora per Tampa. Con calma la numero 5 che ha sbloccato il match sul rigore. Rigore decretato per un fallo di mano sulla linea di D'Alessandri, espulsa. Adesso la Lazio con questo tentativo di Moro in due tempi. Sestari a bloccare il pallone, a servire Tampa. La vuole Narcisi, accontentata la numero 6 che poi ricomincia da Vanelli. Neroni passa, altra giocata di Neroni, Vanelli a cercare Narcisi con un pallone impreciso. Monteiro per Riccio che non controlla, rimessa Roma, troppa fretta qui da parte della Lazio e allora nuovo possesso per le ragazze di Seli Gagliardo. Neroni, Tampa, la porta, la affida a Vanelli, trascorsi i primi 2 minuti del secondo tempo. Vanelli, Neroni, pressata Sestari con i piedi, con il lancio a cercare Tampa, di testa per Vanelli, pallone non preciso, qui ha rischiato la Lazio, se la cava però la squadra di Chilelli che rimetterà in gioco il pallone con le mani, con il possesso affidato a Monteiro che va lungo a cercare Moreira, testa di Neroni, poi Vanelli fa rimbalzare la sfera e alla fine concede il calcio d'angolo. Conticelli si prende il pallone, batterà lei, ha chiamato lo schema Chilelli dalla panchina. Conticelli, scucchiaia per Brenda, pallone largo, troppo e allora rimessa Roma, sprecata questa chance da palla inattiva, rimessa battuta da Narcisi per Tampa, già servita Vanelli sulla destra, si ferma e ragiona, di nuovo la 5, Tampa a impostare, Neroni a ricevere, tocco di ritorno, Tampa non se l'aspettava, recupera la Lazio, pallone per Brenda, Sestari, mostruosa! Che parata di Sestari che mantiene inviolata la porta della Roma
preservando il doppio vantaggio. Chance enorme per Brenda, 4 gol tra gara 1 e gara 2. Qui ha avuto una palla enorme per accorciare le distanze, ma ha trovato davanti a sé il portiere più forte del mondo e qui lo ha dimostrato. Super Sestari, la Roma resta sul 2-0, ma la Lazio è viva, ci crede. Calcio d'angolo, Conticelli, scucchiaia ancora, Brenda con il destro. Possesso Roma con Narcisi. Tampa, Vanelli riceve sulla destra, cerca il tunnel, Moro attenta, riparte la 14, buona gestione, poi Riccio con un pallone complicato che Conticelli però riesce ad addomesticare. Brenda all'indietro, Monteiro con il lancio, calibrato male, non trova Brenda, chiede scusa la numero 1. Mentre cambia Seli Gaiardo sul rettangolo di gioco, Praticò e Bertè. Dimenticata Praticò, non parte il lancio, preferisce la gestione rasoterra la Roma con Bertè, autrice del 2-0. Un gol favoloso con uno scavetto morbidissimo a superare Monteiro. Eccola Bertè, Tampa, le due giocatrici che stanno decidendo questa gara 3. Tampa, Neroni, Tampa con il lancio, Bertè con il controllo, poi il sombrero, elegante la numero 8, applaude il pubblico di fede giallorossa. Tampa sulla sinistra, profondità, ancora Tampa, passa, Tampa calcia, Monteiro in corner sulla sassata della brasiliana, la risposta della portoghese. Calcio d'angolo per la Roma. 3:59 sul cronometro del primo tempo, 16:01 da giocare in questa ripresa che vede la Roma avanti 2-0 nel punteggio. Bertè per Praticò che lascia passare il velo per Tampa, destro alto sopra la traversa, e allora dal fondo con le mani pronta Monteiro che gioca corto per Conticelli, parte il lancio per Moreira, Moreira ha cercato la giocata complicata con una girata immediata di destro da posizione defilata. Nessun problema per Sestari che adesso va a servire Tampa, quinto del secondo tempo, doppio vantaggio Roma. Bertè, Tampa e poi Praticò, scarico per Tampa, gran pallone per Neroni, Neroni in mezzo, Bertè presa controtempo, spreca una grande chance la Roma che qui aveva fatto viaggiare molto bene il pallone. È mancato l'ultimo tocco, quello più importante che avrebbe messo Bertè davanti alla porta. Monteiro, Conticelli si allunga il pallone, rischia, poi trova Brenda Moreira che si gira, va da Riccio con un pallone troppo largo. Tampa, Neroni, Tampa, Bertè, Praticò, spalla alla porta, difende il pallone, ricomincia da dietro. Bertè rischia, ultimo tocco di Neroni, efficace la pressione della Lazio che conquista il fallo laterale. Pantano per Monteiro con i piedi, con il destro, la presa di Sestari che poi va direttamente da Praticò. Duello con Pantano, Praticò si gira col mancino, Monteiro salva la Lazio, poi Conticelli in fallo laterale. Bertè pronta a battere, Sestari riceve, avanza la numero 1, tanto spazio, Sestari cerca la porta, conclusione fuori.
recupera la posizione tra i pali la numero 1, l'altra numero 1 va a servire invece Pantano, profondità, non controlla Brenda e allora possesso Roma con Tampa, larga sulla destra, cambio di lato, Narcisi riceve, Narcisi, Bertè si avvicina a Tampa, ignorata, si va da Praticò, adesso Tampa per Praticò che lascia passare il pallone e poi non lo trova più. Pantano con la rimessa laterale, Monteiro larga, si va però da Conticelli, adesso Monteiro con un passaggio in più, lancio lungo, testa di Tampa, pallone in fallo laterale, 14 minuti esatti alla fine del secondo tempo. Monteiro largo per Conticelli, pallone difficile da gestire, non ci riesce la 4 e allora rimessa laterale per la Roma. Torna in campo Vanelli, fuori Tampa, Narcisi pressata, Vanelli prova ad accendersi sulla destra, Vanelli, Narcisi aggredita da Morello. Bertè, Vanelli, la Roma la fa girare, qui l'errore di Praticò, il numero di Brenda col tunnel, Pantano aggredita, se la cava chiedendo aiuto a Monteiro, di nuovo Pantano che manca l'aggancio, si dispera Chilelli, Narcisi, Bertè, Narcisi, Bertè, Vanelli, spalla alla porta, Vanelli, duello con Conticelli, Bertè, Sestari, avanza, supera il centrocampo, pallone sotto la suola, passano i secondi, non ha fretta Sestari, non ha fretta la Roma, Sestari tocca malissimo, fischia il direttore di gara a segnalare un fallo di Vanelli, eravamo concentrati sul pallone quindi ci siamo persi il fallo di Vanelli. 1-1 la situazione dei falli in questo secondo tempo, lancio di Monteiro, controllo di Praticò che si trascina fuori il pallone, allora ancora Lazio, Pantano per Monteiro, lancio che diventa tiro, Sestari non rischia la presa e alza sopra la traversa, calcio d'angolo per la squadra di Daniele Chilelli. Va Pantano a prendersi il pallone, batterà il capitano della Lazio, fascia presa dopo l'infortunio di Barca che ha saltato anche gara 2. Pantano sul secondo palo, Conticelli male e allora la Roma può gestire, dicevamo di Cecilia Barca che ha giocato gara 1, si è infortunata e allora stagione finita per lei. Intanto Narcisi, deviazione di Pantano, calcio d'angolo questa volta per la Roma. Barca che era stata convocata da Francesca Salvatore per il prossimo raduno della nazionale italiana. Bertè in mezzo, Neroni tocca anche Morello e allora ancora Roma con il pallone tra i piedi. Tocco verso Sestari che supera nuovamente il centrocampo, poi attende, alla fine va da Bertè, aggredita con il tacco a cercare Vanelli, a concedere il fallo laterale alla Lazio. Conticelli per Monteiro, 12 minuti al termine del secondo tempo,
Conticelli in avanti, anticipo di Bertè, poi Pantano all'indietro, pallone sul fondo. Andrà con le mani Monteiro, lungo a cercare Pantano, in mezzo per Brenda che lotta, tocca per ultima, sfortunata qui la numero 13. Rimessa Roma, lancio di Ceccobelli nel vuoto, ha avuto un po' troppa fretta il capitano giallorosso che ha deciso gara 2 con il gol del definitivo 2-1 a inizio secondo tempo 2 giorni fa, sempre qui al Palapertini. Monteiro esce e smanaccia Sestari, poi pallone che si impenna, Brenda appoggia su Monteiro, aggredita da Neroni, Vanelli in anticipo, Vanelli con la conclusione, grande riflesso di Monteiro che evita il 3-0. Grande diagonale di Vanelli che qui ha cercato gloria personale, si deve accontentare del calcio d'angolo. Tampa sbatte su Pantano, ancora la Roma ad attaccare, a cercare un ulteriore allungo nel punteggio. Vanelli per Tampa, fischia il direttore di gara, trascorsi 4 secondi, protesta Vanelli, cartellino giallo. Secondo giallo per la Roma, dopo Bertè ammonita anche la 12. Pantano per Monteiro, la pressione di Vanelli efficace perché costringe all'errore il portiere della Lazio, con la Roma che guadagna la rimessa laterale. Pronta Tampa. Ceccobelli, Neroni, Vanelli, malinteso con Tampa, rimessa Lazio, tocco all'indietro, Monteiro in avanti, Ceccobelli in anticipo, pallone buono per Tampa che però non controlla. Ha valutato male la traiettoria del pallone la brasiliana e allora Lazio con Pantano, grande giocata, conclusione, parata di Sestari che si ripete anche sul tentativo di tap-in di Brenda Moreira. Sestari a preservare il 2-0 della Roma. Mentre ci avviciniamo alla metà del secondo tempo, Narcisi, Neroni, Tampa, Narcisi in avanti per Neroni, pallone calibrato male, chiede scusa Narcisi, rimessa Lazio a 10:28 dalla fine del secondo tempo. Fuori Pantano, dentro Riccio, lancio lungo per Moro, Riccio, Brenda a lottare, Narcisi esce con il pallone tra i piedi, poi Ceccobelli di nuovo per Narcisi, alla fine Monteiro con le mani, la chiama Moreira, cercata, trovata, controllo, difesa del pallone, scarico all'indietro, costretta a prenderla con i piedi Monteiro che però non poteva toccare il pallone, allora arriva il fischio inevitabile del direttore di gara, punizione per la Roma a 10:06 dalla fine del secondo tempo. Ovviamente punizione di seconda a favore delle giallorosse di Seli Gagliardo, occasione importante per le padrone di casa. Pronta Vanelli, Vanelli per Tampa, la doppietta di Tampa, il tris della Roma, 3-0 a metà del secondo tempo.
dopo il gol su calcio di rigore, Tampa si ripete sugli sviluppi di un calcio di punizione e la Roma scappa via. Monteiro, Pantano in avanti, Conticelli, Brenda calcia e qui spreca, poteva fare sicuramente di più la numero 13 davanti alla porta, ha cercato la soluzione di prima intenzione, ha graziato Sestari che poi va a servire Tampa. Neroni, Narcisi, siamo entrati nella seconda metà del secondo tempo, Roma avanti 3-0, doppietta di Tampa e poi gol di Bertè per il momentaneo 2-0. Lazio costretta a rischiare, pressione altissima qui delle biancocelesti, la Roma prova a uscire e non ci riesce, attenzione a Brenda, fermata, Ruffini vuole spazio, poi si trascina fuori il pallone, voleva liberarsi per il tiro, si è allargata troppo e alla fine la rimessa per la Roma con Tampa che va a servire Sestari, lancio del portiere per Ceccobelli in mezzo per Neroni, destro fuori. Sta flirtando con il gol Federica Neroni, pericolosa anche nel primo tempo. Monteiro, tocca Tampa, fallo laterale per la Lazio quando mancano 9 minuti e 9 secondi alla fine del secondo tempo. Conticelli in mezzo, Ceccobelli ancora in fallo laterale, Ceccobelli che riceve il 5 e i complimenti da Tampa, è cresciuta tantissimo Ilaria Ceccobelli in questa stagione, responsabilizzata anche dalla fascia di capitano. Brenda, Lazio a centimetri dal gol, voleva il corner Ruffini, secondo il direttore di gara invece l'ultimo tocco è biancoceleste, allora con le mani Sestari. Narcisi, Ceccobelli, rischia la Roma che però esce alla grande, poi Narcisi con un suggerimento troppo lungo per Praticò che aveva davanti a sé un'autostrada ma non ha potuto gestire il pallone. Pantano in avanti, lascia scorrere Ceccobelli, applaude Sestari che tra poco rimetterà in gioco il pallone. 8:47 alla fine del secondo tempo, forse di questa partita, forse di questi quarti di finale. Ruffini in fallo laterale, la vincente di questa sfida affronterà in semifinale il Bitonto che ha risolto la pratica Altamura vincendo entrambi i match, il primo ai rigori, il secondo in maniera più netta d'autorità. Ma seguiamo Tampa per Narcisi in mezzo, si immola Brenda che nega la tripletta a Tampa. Prodigioso il salvataggio della 13 con la Roma a un passo dal 4-0. Nuovo possesso giallo-rosso, Tampa a battere la rimessa laterale, Sestari a ricevere, Sestari a controllare, Sestari a salire, Sestari a superare il centrocampo, con calma la numero 1 che poi allarga per Tampa, prepara il mancino, Monteiro non riesce a bloccare la sfera, ma alla fine la Lazio si prende il fallo laterale sul tocco finale di Narcisi. 8 minuti e 10 secondi al termine del secondo tempo, 3-0 Roma qui al Palapertini. Rimessa Lazio con Moro che va da Monteiro, controllo, lancio, tocco di Tampa e presa di Sestari che poi alza la mano sinistra, serve Ceccobelli. Narcisi, Ceccobelli, a terra Narcisi, non c'è nulla secondo il direttore di gara,
Praticò a terra anche lei, recupero regolare della Lazio, poi la scivolata di Narcisi sul pallone, alla fine la rimessa per la formazione ospite. Richiama l'attenzione Narcisi, crampi per la numero 6, allora gioco fermo. Applausi per Elisa Narcisi che si accomoda in panchina, al suo posto Bertè, a segno per il 2-0. Ruffini batte, testa di Tampa, Praticò cerca di evitare il fallo laterale, ci riesce, poi lancio, recupero di Moro che allarga sulla destra, Riccio a terra, fallo di Praticò. Secondo fallo della Roma in questo secondo tempo, a quota 1 la Lazio. Ruffini sul pallone, Ceccobelli in barriera, fischia il direttore di gara, Ruffini pronta a battere, Ruffini forte verso la porta, smanaccia Sestari. Rimessa laterale, Brenda per Ruffini, potente ma non precisa la conclusione della numero 11. Sarà rimessa dal fondo a 7:29 dalla fine del secondo tempo. Sestari Tampa, doppietta per la 5 che va da Bertè, autrice del 2-0, poi Vanelli prende controtempo Praticò, arriva la rimessa laterale per la Lazio che ci sta provando con coraggio e orgoglio, la chiama Sestari, la blocca la numero 1 che poi va da Tampa, Tampa sulla destra, Tampa cerca la porta, alla fine spostata da Praticò, rimessa laterale per la Roma, prima però c'è da sistemare la porta della Lazio, scaraventata via da Praticò. Vanelli riceve, va da Tampa, di nuovo Vanelli, Tampa, Sestari, gestisce la Roma, guadagna metri Sestari, supera il centrocampo e poi attende, Sestari aspetta un po' troppo, alla fine forza la giocata concedendo il fallo laterale alla Lazio a 6:53 dalla fine di questo secondo tempo. Riccio pronta a battere, Vanelli pronta ad attaccare Monteiro che torna da Riccio che colpisce male, rimessa laterale per la Roma. Tampa per Vanelli, Vanelli per Bertè, poi di nuovo la 12, profondità, Praticò, Bertè, è partita Vanelli, cercata, trovata, controllo, punta Vanelli, Vanelli, poi la chiusura di Ruffini che concede il fallo laterale alla squadra giallorossa di Seli Gagliardo, avanti 3-0 nel punteggio. Vanelli, Sestari molto più coinvolta in questo secondo tempo, la numero 1, autrice di una grande parata su Brenda Moreira. Vanelli si allunga il pallone e poi entra male su Monteiro, si prende il cartellino e il secondo giallo per Vanelli, espulsa la numero 12. Entrata dura di Vanelli
che si è allungata la sfera e poi ha colpito Monteiro a terra dolorante, la numero 1 della Lazio. Espulsa dunque per doppio giallo Vanelli. Nel primo tempo il rosso ad Alessandri, adesso quello a Vanelli. Superiorità numerica per la Lazio. Vediamo se le ragazze di Daniele Chilelli riusciranno a sfruttare questa situazione per rientrare in partita, per dare un senso al finale di questo match. Brenda riceve, si gira, scambia con Ruffini che va da Pantano. Narcisi in fallo laterale. Pantano, Ruffini, di nuovo Pantano per Brenda. Ruffini controlla, cerca la porta, Sestari in due tempi, blocca il pallone. Poi lo scodella verso Tampa, pallone impossibile per la 5, riparte la Lazio. Moreira supera il centrocampo, va a destra da Ruffini, si torna da Moreira che prepara il destro ma sbatte su Neroni. Ruffini ricomincia da Monteiro. Brenda ha tanto spazio, Brenda calcia, ancora Sestari a chiudere la porta. Brenda scambia con Conticelli. Brenda sotto le gambe di Neroni per Ruffini, Pantano in mezzo, colpisce male, rimessa dal fondo. Sestari con le mani nel vuoto, pallone buono per Monteiro. Trascorso il primo minuto di superiorità numerica per la Lazio che insiste a caccia del -2. Ruffini, Moreira, Ruffini ancora, calcia Sestari in corner. Le sta prendendo tutte la numero 1. Pantano per Moreira, anticipata da Narcisi, ancora calcio d'angolo, sempre Pantano. Moreira, Pantano, il capitano della Lazio, sbatte ancora su Narcisi che esulta. 4,58 alla fine. Pantano lascia a Brenda Moreira, riceve Pantano, Brenda contro Narcisi, di nuovo Pantano, pressata, fermata, Brenda ad alimentare l'azione della Lazio. Ruffini, Brenda, passano i secondi, Pantano in mezzo, grande chiusura di Tampa, poi Narcisi cerca lo spunto, termina a terra, calcio di punizione e giallo per Brenda che va a chiedere scusa. Secondo fallo della Lazio, a quota 3 la Roma. Ultimi 25 secondi prima che la Roma ritrovi la parità numerica e torni a giocare 5 contro 5. Tampa, lancio lungo, testa di Moreira e allora può ripartire la Lazio. Moreira in avanti, Tampa a chiudere, Tampa a ripartire. Narcisi sulla sinistra, a spazio, Narcisi se ne va, Narcisi in mezzo e arriva il gol di Tampa, la tripletta, il poker della Roma, 4-0, delirio giallo-rosso, segna anche con l'inferiorità numerica la squadra di Seli Gagliardo che probabilmente mette il punto esclamativo su questa gara e sulla qualificazione.
La velocità di Narcisi e poi la rete di Tampa. Sempre lei a fare la differenza. 4-0 Roma. Brenda, Pantano in mezzo, Sestari blocca, Sestari lungo per far passare i secondi, si torna 5 contro 5. Brenda, Ruffini con il lancio, si cura la presa di Sestari che poi va da Tampa. Praticò, spalla alla porta, scarico all'indietro, Tampa. Neroni, Ceccobelli per Neroni, esce Monteiro e risolve. 3:46 da giocare, la Roma è a un passo dalla semifinale. Tampa, praticò, Tampa, lancio lungo, Monteiro in anticipo, difende la rimessa laterale. Monteiro, testa di Neroni, poi pallone buono per Praticò. Tampa, bene per Ceccobelli, dall'altra parte Neroni, controlla Neroni, attende Tampa, destro immediato, Monteiro con il piede, riflesso importante della numero 1 che nega il poker personale a Tampa. È salita in cattedra la brasiliana e sta trascinando la Roma verso la semifinale. 3 minuti da giocare, ancora Tampa, Neroni rischia, pallone per Brenda, ancora Sestari sulla conclusione debole di Brenda Moreira che ha avuto la palla per realizzare il gol del -3, il probabile gol della bandiera. Sestari però vuole mantenere inviolata la porta. 2:44 da giocare, rimessa Lazio. Monteiro in avanti, Morello aggredita e fermata in fallo laterale. Pantano lascia a Conticelli, Conticelli, Sestari con la mano, poi Ceccobelli lotta per evitare il fallo laterale, non ci riesce, ancora Lazio ad attaccare a 2:29 dal termine di un match che sembra ampiamente indirizzato. Conticelli per Pantano che non arriva in tempo. Tampa in avanti, Brenda in anticipo, tocca male, rimessa Roma. Tampa, praticò, Ceccobelli, spalla alla porta, pressata, fermata, ultimo tocco di Pantano. E allora possesso giallo-rosso a 126 secondi dalla sirena. Ceccobelli per Masini, Tampa, Sestari avanza, guadagna metri, Sestari supera il centrocampo, Sestari cerca la porta, si prende il calcio d'angolo. Pronta Tampa, in mezzo Pantano in fallo laterale.
Sempre Tampa l'incaricata, Ceccobelli svirgola, pallone che diventa buono per Praticò che non controlla, poi Pantano in avanti, testa di Tampa, Ceccobelli, un po' di confusione, Masini mette ordine ricominciando da Sestari, altra avanzata dell'estremo difensore a 90 secondi dalla sirena, Masini in avanti, Conticelli e poi Monteiro che va da Pantano, il controllo del capitano, Pantano per Brenda, scarico all'indietro, Conticelli, Brenda controlla male, si sente anche la stanchezza, rimessa Roma con Sely Gagliardo che dà spazio a tutte le sue giocatrici, in campo anche Lucentini e tra poco Acquafredda pronta a bordo campo, lancia intanto per Praticò che non arriva sul pallone, Monteiro, petto di Brenda, ancora la 13, poi buon lavoro di Morello, alla fine il recupero della Roma, riparte Lucentini, suolata per Masini, siamo entrati nell'ultimo minuto, Sestari, 45 secondi alla fine, avanza Sestari, sempre la numero 1 che supera il centrocampo, attende, va da Praticò, pallone buono per Lucentini, in mezzo per Ceccobelli, Ceccobelli murata una prima volta, pallone in mezzo e arriva il pokerissimo firmato Lucentini, festa totale della Roma che cala il pokerissimo e si porta sul 5-0. Gloria anche per la numero 11, dilaga la Roma, gioco che riprende, ultimi 25 secondi, Monteiro in avanti, cerca la spizzata Moreira, rimessa dal fondo, Sestari, Ceccobelli, Acquafredda, Masini in avanti, rimessa Roma a 12 secondi dalla sirena, Sestari lungo, ha colpito male la numero 1, Conticelli allarga, Monteiro tocca Acquafredda, rimessa laterale, 2 secondi alla fine. Riccio per Monteiro, arriva la sirena, finisce qui al Pala Pertini, vince e festeggia la Roma che supera 5-0 la Lazio e vola in semifinale dove affronterà il Bitonto. Il derby è giallo-rosso, è servita gara 3 alla squadra di Sely Gagliardo che però poi ha fatto valere la sua superiorità eliminando una grande Lazio. 5-0 nel segno di Tampa, tripletta per la brasiliana, a segno anche Bertè e Lucentini. Squadre disposte in mezzo al campo, si salutano le giocatrici, è il momento dei saluti anche per noi, un grazie e un abbraccio da Antonio Iozzo.